Quarta corsa dal Savio, un miglio per cavalli di 4 anni, 7 dietro l'autostart, lo schieramento. 1 Zoele ZS, 2 Zico, 3 Fantastic Amour, 4 Zarafoto Jov, 5 Zivola Light, 6 Zoello, seconda linea, 7 Zigolo VGL. Favori per Zico nettissimi, 1,37 in questo momento per l'allievo di Roberto Vecchione, alternative principali Zigolo VGL e Zoello. Macchina che stacca, partiti, si avvantaggia Zoello nei confronti di Zoele ZS, scende la corda Zoello, all'esterno subito Zivola Light sulla piegata, in vantaggio Zoello, al largo si impegna Zivola Light, alla corda c'è Zoele ZS, poi Numero Zico, 7, Zigolo VGL, Fantastic Amour, mentre ha squalificato. sbagliato Zigolo VGL, dopo 200 metri in 15,3, situazione invariata, all'esterno avanza Fantastic Amour al completamento dei 400, avvicina il leader Zoello che ha cercato di moderare l'andatura, ora avanza al largo anche Zico che va direttamente in schiena Fantastic Amour, intanto 31 per i 400, Zoello continua in vantaggio, all'esterno Fantastic Amour, al largo Zico, alla corda Zoele ZS, poi Zivola Light che si è accodata con all'esterno Zara Photojov 600, 47,6 per Zoello che conduce davanti alle tribune. All'esterno è sempre Fantastic Amour, mentre alla corda rimane Zoele ZS, al largo anche Zico, con in schiena Zara Photojov, chiude il gruppo. Zivola Light 1-2-7 fin qui ha portato a spasso la compagnia Zoello, che conduce sulla piegata, metà della quale cerca di venire via Zico. Chilometro in 1.18,2, Zico scatta a 600 dalla conclusione, avvicina Zoello, supera in breve Fantastic Amour, cerca di restare a contatto Zoele ZS, avanza intanto anche Zara Photojov, 400 alla conclusione con Zico che prende sotto tiro Zoello, il duello è preso in frazione secca in 14, Zoello cerca di respingere Zico che insiste e guadagna terreno, più indietro c'è Zoele ZS, completamento della curva finale con Zico che attacca Zoello. Zoello si difende, 14-4 il parziale, Zoello e Zico alle prese, Zico insiste, Zoello alla corda, Zico che attacca, finale con i due alle prese, sul traguardo probabilmente Zico che appariglia completamente Zoello, i due comunque vicinissimi, 28,6 a chiudere, 1,15,2 il ragguaglio al chilometro e arrivo strettissimo con Zoello alla corda, Zico all'esterno. Retta d'arrivo davvero molto molto combattuta. L'impressione che Zico riesca nel finale a passare, ma è l'arrivo davvero strettissimo. Vediamo ora, ecco il rallenti che ci mostra probabilmente la vittoria di Zico, questo almeno è la nostra impressione. Zico e Zoello probabilmente nell'ordine, aspettiamo naturalmente il verdetto